siamo un altro livello. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte parleremo con il professor Cevolin di geopolitica e tra conclavi, Trump, i tedeschi che non votano per il governo designato, insomma di argomenti ce ne sono. Nella prima parte invece ci occupiamo della Rosso Corri di Sera, com'è? Rosso Corri Trieste. Ah, Rosso Corri Trieste, chiedo scusa dell'errore, ah sì, ce l'ho anche scritta. Lo facciamo assieme a Michele Gamba di Promoran, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, lo facciamo assieme a Paolo Rosso di Rosso Costruzioni e a Marco Bono della Fondazione Burlo. Grazie per essere tornati a tutti quanti. Allora, l'appuntamento è per il 17 di maggio. Sì, 17 cominciamo da Gamba che è sì. il capataz stavolta. 17 maggio, sì, il 17 maggio la manifestazione si è sempre chiamata Corri Trieste, da quest'anno, dall'anno scorso anzi si chiama Rosso Corri Trieste perché abbiamo un partner importante che è Rosso Costruzione, che ci lega anche poi un'amicizia storica con l'amico Paolo Rosso. È una manifestazione che è arrivata alla 22esima edizione. 22. Io correvo ancora, mi sono inventato io personalmente questa manifestazione 22 anni fa, su un circuito cittadino che comprendeva anche Piazza Verdi e Piazza Unità di 1 chilometro e poi negli anni ha avuto dei partecipanti molto importanti, abbiamo avuto un campione olimpico Stefano Baldini e altri top runner. È stata una manifestazione sempre... Scusa, un campione si chiama secondo di nome? Com'è? Come si chiama il campione olimpico? Stefano Baldini. Ho capito secondo Baldini, No, mi sembrava, chiedo scusa. Non ho fatto neanche una battuta, proprio non sento proprio, questo no, è il problema. magari parlo io a bassa voce. No, ma sono sì, io che no. Campione olimpica ad Atene, per cui una medaglia storica per l'Italia. E poi la manifestazione si è sviluppata sempre di più, ha avuto sempre un taglio, diciamo, tecnico, non ha mai avuto una partecipazione importante, ma anche perché il percorso non lo permette, non lo permetteva perché è sempre stato un circuito. Negli anni è cresciuta anche dal punto di vista della partecipazione. Quest'anno, come l'anno scorso, la manifestazione si farà in Porto Vecchio Porto Vivo, su un circuito di 3 chilometri. La prima manifestazione che partirà sarà la Rosso di Sera, alle ore 18, a seguire alle 19:20 la gara competitiva e la TEN. La Rosso di Sera Family Run farà un percorso di 3 chilometri, che poi è un circuito che ripeterà la gara competitiva 3 volte per arrivare ai 10 chilometri fatidici della manifestazione della distanza. Farla di sera è diverso, cioè C'è un'atmosfera sicuramente diversa, particolare, il contesto poi anche poi del Porto Vecchio secondo me è un contesto giusto per organizzare una manifestazione del genere. Questa cosa l'abbiamo decisa insieme noi col partner e con l'amico Paolo Rosso, perché lui loro è da un po' che organizzano la Rosso di Sera a scopo solidale, benefico, legato alla fondazione Burlo Garofalo. Noi da un po' che organizziamo la Corsa dei Castelli con la Corri Trieste, collaboriamo con il Burlo e con la fondazione Burlo Garofalo e abbiamo deciso assieme di organizzare la Rosso di Sera, che comunque ovviamente si chiama Rosso di Sera per cui solo di sera si poteva fare per ovvi motivi, organizzare la Corri Trieste e la Rosso di Sera di sabato assieme. Allora, poi dopo parliamo anche di che cosa significa proprio correre di sera, tra l'altro poi darò anche il mio contributo, vabbè insomma questo tu sai. Allora, da quanto tempo quindi Rosso è... Noi abbiamo iniziato la prima manifestazione 4 anni fa, abbiamo iniziato da soli a organizzare la Rosso di Sera perché ci piaceva l'idea di contribuire a contribuire verso le persone un po' più così disagiate. Così abbiamo iniziato a fare una raccolta fondi 4 anni fa, abbiamo iniziato noi in azienda, abbiamo visto che c'è stata una bella adesione e con Michele, questo è il secondo anno che abbiamo intrapreso questa strada assieme e crediamo che possa dare un bel risultato soddisfacente anche in termini proprio di ritorno, no? verso la fondazione Burlo Garofalo, non altre.
abbiamo detto prima. No, perché c'è un po' di confusione con i nomi e quindi felicissimi di farlo anche quest'anno. Le facciamo la sera perché la Rosso di Sera sta bene con questo nome, e poi abbiamo visto che le persone così si ritrovano in famiglia, vengono i bambini, non hai problemi di scuola, tutte le cose che succedono in altre occasioni, quindi la sera è proprio la Family Run, raccoglie tutto lo spirito familiare, che è quello che deve essere. Tra l'altro fino a qualche tempo fa non so se si è corsa anche negli altri anni, sempre all'interno del Portovecchio. Sono 3 edizioni che si corre in Quindi Portovecchio. Sì. Aiuta anche, cioè aiuta nel senso che, come dire, dà un'ulteriore mano anche alla conoscenza di quella zona. Assolutamente perché, sì. Che ormai è abbastanza nota, per dire la verità, però tanto abbiamo delle belle immagini, fra l'altro, che ci fanno vedere, credo, il percorso, no, Michele? Sì, sicuramente quella zona ormai è nota, è stata comunque, poi sono 2 anni, 3 anni che poi è stata ristrutturata tutto, vediamo anche la pavimentazione, per cui diciamo che la Cori Trieste e la Rosso di Sera è un modo anche importante per portare quelle persone che casomai non hanno ancora visto o ritornano volentieri lungo un percorso o in una zona della Quindi città. si parte prima del centro congressi, se vedo bene. Tra il magazzino 27 e il magazzino 28, arrivando da Viale Miramare subito dopo la rotonda, cioè l'ingresso principale lato Barcola. Un po' prima del centro congressi. Sì, prima del centro congressi. Così c'è il parcheggio, c'è tutto. Dopo lì viene fatta una manifestazione alla sera, andiamo avanti con un po' di musica, no? Sì, sicuramente una festa, no? Diciamo che poi, dopo sempre... certo, dobbiamo... È una festa, ci sarà anche una grossa sorpresa alla fine delle premiazioni dei top runner e anche degli amatori, insomma premieremo praticamente tutti i partecipanti. Bisogna dire che questa è una manifestazione che l'anno scorso, lo vediamo, ha visto tra i partecipanti 2 atleti di primissimo livello. Questo è Martin Kiprotich, che ha partecipato pochi mesi dopo alle Olimpiadi di Parigi, e l'anno scorso ha fatto 28 eventi su 10 km, che è stata fino a settembre-ottobre la miglior prestazione 2024 sui 10 km, insieme con la Gitonga, che ha vinto, un'atleta bellissima nella corsa e anche nella figura, veramente un'armonia nella corsa, un'eleganza anche che è molto importante quando si vede quando corre, che ha corso in 31 e 35 ed è stata anche per lei alla Cori Trieste, ha visto la manifestazione protagonista perché miglior prestazione su 10 km maschile e femminile. Allora, la Fondazione Burlo è appunto, come si dice, il charity partner della corsa. Quanto è importante per voi proprio essere presenti in questa e anche in altre manifestazioni? Intanto un saluto al mio presidente, che oggi io lo sostituisco indegnamente perché essendo un medico a volte degli impegni di lavoro, che lui è una persona seria, noi siamo meno seri, per cui un quarto d'ora riusciamo a scavarci, lui invece quando in ospedale, quindi il dottor Contro non è potuto essere presente, quindi lo sostituisco io indegnamente. Io credo che sia molto importante legare delle iniziative che sono promosse dal territorio, come anche l'idea di utilizzare il Portovecchio proprio con un concetto di riuso, anche di riuso temporaneo, dove ci si appropria di un patrimonio della città. Io credo che un'impresa come la Rosso, specialmente negli ultimi 10 anni, si è affermata come protagonista della storia economica della città, o l'iniziativa che Michele Gamba, che parlava dell'eleganza nel correre, e noi ce lo ricordiamo quando correva, che era una specie di gazzetta. Io ho corso con lui anche. No, io lo so che lo guardavo, non usavo tanto. Non proprio, però... non arrivavo tanto. Per cui secondo me, poi riteniamo che la Fondazione Burlo sia il Burlo è un'eccellenza del territorio, non solo nazionale, ma un'eccellenza a livello italiano, è uno dei 5 IRCS che ci sono sul territorio nazionale, e la fondazione è, diciamo, una sorta di braccio armato, per cui è molto bello che si parli sempre di più, perché adesso poco fa l'abbiamo fatto ironicamente parlare delle altre fondazioni che hanno nel naming la parola Burlo, però questa è proprio la fondazione che noi siamo, diciamo, il braccio operativo che risponde alle esigenze dell'ospedale. Ma in quel caso come funziona? Cioè viene posto un accento sulla vostra presenza? In questo caso ci siamo scelti, ci ha scelto Paolo la prima edizione, e l'incaso è stato devoluto alla Fondazione Burlo, come anche con Michele, sono quelle
Cioè, diciamo che sono i protagonisti che si ricordano di promuovere la fondazione, e per noi è molto importante perché, pur essendo le burlo non di ultima generazione, però la fondazione è nata da pochi anni, noi questo è il secondo mandato che facciamo, abbiamo fatto delle cose molto importanti, continueremo a fare delle cose molto importanti, però è anche bello che ci sia da parte delle iniziative che vengono svolte sul territorio, appunto come dicevo prima, il fatto di coinvolgerci, di poterci chiamare in causa, quindi è una cosa secondo me molto bella. È molto bello anche il momento della famiglia. Io l'anno scorso l'ho fatto con mio figlio, lui era più fresco, io invece sono arrivato un po' provato, però poi mi ricordo che c'era un bellissimo gelato a fine percorso che ha un po' ristabilito gli equilibri morali della... Poi c'è l'autobus dentro il Porto Vecchio, quindi se dovesse succedere... Quindi quest'anno puoi prendere l'autobus? Assolutamente. Nell'organizzazione a me questo interessa sempre, perché è una cosa che non pensavo, devo dire la verità, ma questo... Il nostro paese, che è un paese meraviglioso per tante ragioni, non lo è per quanto riguarda burocrazia e cose del genere, perché nemmeno chiedo a voi cosa dovete affrontare. Però qui avete anche, Michele, tutte quelle problemi. Non penso tanto per il percorso, non dovete mettere transenne, eccetera, o anche in quel caso, sì, perché comunque qualcuno può utilizzarlo anche di sera quel percorso. Ma diciamo che, allora poi voglio tornare sul punto della fondazione, che per me è un punto molto importante, il discorso anche della solidarietà, e per noi come società è una cosa importantissima. Per quanto riguarda l'organizzazione di Cori Trieste, come tutte le manifestazioni che si svolgono su strada, comunque ha un impegno importante. Diciamo che abbiamo la fortuna di avere un circuito naturale, okay? Per cui il tutto si svolge dentro al Porto Vecchio, che è un'area bellissima, un'area tutelata, e si può anche chiudere. Per cui diciamo che dal punto di vista organizzativo, cioè mettere giù la gara, non è così. Dopo è ovvio che ti devi confrontare con le amministrazioni per avere le autorizzazioni, ma insomma noi ormai con il Comune abbiamo un buonissimo rapporto, ma non si parla solo di rapporti, perché le domande vanno fatte anche bene, perché se no non ci può essere nulla osta. Scusa se ti interrompo, io supponevo che una manifestazione che va avanti da tanto tempo, come la vostra, come anche altre, avessero meno laccioli burocratici, perché se questo è avanti da tanto tempo sanno già più o meno cosa fare. Invece non è così, però visto il tanto tempo ti semplifica l'esperienza, solo l'esperienza, cioè il fatto che sai già cosa devi fare. Però tutto deve essere autorizzato. È quello che dice Paolo, è giustissimo, cioè sicuramente l'esperienza ti aiuta poi ad affrontare la domanda l'anno successivo, però diciamo che poi le domande vanno presentate in un certo modo, e spesso e volentieri proprio perché uno dà per scontato magari si domanda come un passaggio, ed è magari un passaggio fondamentale. Non avete la spunta rossa quando... Ce lo ricorda il Comune, perché il Comune comunque da questo punto di vista, i dirigenti e poi anche chi si occupa delle domande nello specifico sono persone bravissime, disponibilissime, per cui insomma le domande bisogna farle, ma poi ci danno comunque una mano se abbiamo Sì, sono tutti concordo con Michele, sono tutti molto disponibili a fare in modo che la cosa avvenga, ecco. Cioè non ci sono nessun tipo di ostruzione, ecco, diciamo così. Quindi anzi... Io ero convinto che fosse più... Ma no, è macchinoso il sistema. È molto macchinoso, poi il Comune ha anche altre cose da fare, ha tantissime cose da fare, per cui spesso e volentieri si crea una forma d'ansia, perché si fa la domanda, si ottiene, la risposta si ottiene, però magari al photo finish, per cui magari 48 ore prima o 36 ore prima, per cui diciamo. Quanto tempo prima si incomincia a noi iniziamo insieme tutto? Noi con Michele il rapporto sta andando avanti da tempo, però diciamo che 3 mesi prima bisogna iniziare a pianificare tutto, per arrivare, come si parla ogni volta, al photo finish, perché anche noi siamo presi ogni giorno da 1000 altri impegni, e va a finire che se salta un giorno, salta 2, il terzo giorno devi per forza farlo. Quindi altrimenti perché devi fare avere tutte le autorizzazioni per tempo, organizzare quindi tutto il resto per il gelato che parlava Marco prima,
la sorveglianza del circuito, devi organizzare tutto, quindi... Diciamo che il partner deve essere messo nella condizione che deve essere disturbato il meno possibile. Cioè, Diciamo che perché ci inizia a lavorare il giorno dopo della gara. sì. Il partner, sponsor, chiamiamolo come vogliamo. Eccolo, è caduto del tutto. Allora, adesso vediamo se Gamba riesce a recuperare da solo, se no... Sì, Ha fatto recuperi più importanti. Uno che ha fatto atletica, Io sa fare. seguo più, Diciamo più che quello che il discorso degli ospiti. il partner deve essere disturbato il meno possibile, perché poi ovviamente il lavoro ha altre priorità. Questo diciamo che è un hobby, una collaborazione casomai anche legata all'amicizia, per cui noi come società mettiamo in condizione il partner di avere la massima visibilità senza disturbarlo troppo. Invece la fondazione in questo caso non interviene nell'organizzazione? No, assolutamente no. Anche? Marginalmente, quando siamo coinvolti, oggi ci chiedono di intervenire, però diciamo che non siamo coinvolti più, diciamo, nel momento proprio più ludico della manifestazione. Siamo tutti presenti, anche i componenti del Consiglio di amministrazione con i bambini, cerchiamo di essere presenti noi, però diciamo che non siamo investiti nell'organizzazione dell'evento. Allora, correre di sera è meglio o no? Qualcuno potrebbe dire si corre di sera, si corre col fresco, insomma, fondamentalmente questo è abbastanza intuibile, però ci sono dei rischi anche nel correre di sera, cioè uno deve anche alimentarsi in un certo modo se sa che dopo corre alle 18 o alle 19:20. Sì, diciamo che insomma non siamo in un meeting della Golden League, che è la massima espressione atletica mondiale, no? Diciamo che sicuramente i top runner stanno un po' attenti, ma ti dirò, detto fra di noi, neanche tanto, perché io ho visto comunque atleti africani puoi mangiare di tutto, non avere poi tante problematiche. È ovvio che è un discorso anche psicologico di come uno vive la gara, perché l'ansia alle volte gioca brutti scherzi. Qui stiamo parlando di una manifestazione sì con dei protagonisti importanti, ma i protagonisti veri poi sono i partecipanti. I protagonisti veri poi il protagonista vero è la fondazione Burlo Garofano, i protagonisti veri sono chi partecipa alla Family Run, questi sono i protagonisti. Poi il contesto diciamo che è anche bello secondo me, far vedere a chi partecipa alla Family Run un'ora dopo sullo stesso circuito queste Formula 1, no? Per cui diciamo che anche lì è una cosa che secondo me è uno spettacolo. Ricordiamo poi che lo sport alle volte ti salva la vita, cioè avere la fortuna di vedere anche un grande atleta quando uno è ragazzo, magari si innamora di uno sport e incomincia un hobby, che può essere un hobby anche importante, che poi magari non ti fa diventare un campionissimo nello sport, ma ti fa capire anche certi meccanismi nel mondo del lavoro, nel mondo dello studio, per cui diciamo che sono cose molto importanti. Per quanto riguarda Fondazione, per noi è una cosa molto importante, come è importante per l'amico Paolo Rosso, amministratore di Rosso SRL, infatti l'abbiamo messo come vincolo contrattuale, la mia è una battuta, ma diciamo che la cosa principale per noi era proprio la presenza di Fondazione. Noi come ASD siamo una goccia nell'oceano come donazione, ma sicuramente per noi è molto importante promuovere, cioè parlare di Fondazione. Fondazione Burlo Garofano è una fondazione che riesce a portare a casa dei progetti molto importanti per aiutare le fasce più deboli, diciamo le fasce più deboli poi sono i bambini, okay? Che poi vengono seguiti anche in età adulta, perché esistono delle malattie rare, che tanti magari si dimenticano, però purtroppo esistono, che vengono poi diagnosticate dai ragazzini, e questi ragazzi anche a 20-25 anni continuano a essere seguiti dal Burlo. Per noi è una cosa importantissima, sicuramente, dare una donazione alla Fondazione Burlo Garofano, ma soprattutto parlare di Fondazione. Come sceglie una realtà come Rosso Costruzioni dove e chi sponsorizzare? So che è brutta, magari è brutta nel senso può sembrare anche brusca come domanda, però... No, è giusto, anzi. Allora, noi siamo un'azienda legata al territorio fortissimamente, come voglio dire, cioè proprio un'azienda del territorio. Quindi per noi, quando vediamo che ci sono delle possibilità di contribuire alla crescita dei giovani, come si parlava prima, in questo caso c'è un caso un po' diverso del solito, ma sosteniamo
parecchie iniziative, non è l'unica iniziativa che sosteniamo, questa della Family Run, ma siamo sponsor di un po' di associazioni sportive, che adesso non metto a fare, comunque dove sono coinvolti progetti con i ragazzini, perché sappiamo che lo sport è importante tutta la vita, come diceva adesso Michele, adesso a prescindere da che tipo di sport che scegli di fare, comunque lo sport è squadra, aggregazione, impegno, serietà, responsabilità, quindi valori che ti porterai avanti tutta la vita. Ecco, per questo noi crediamo, tutta la mia azienda è molto collegata ai valori. Per noi è importante, noi facciamo ogni anno, tra l'altro organizziamo anche un team building e quest'anno siamo andati 3 giorni a Malaga a fare team building, quindi abbiamo fatto delle camminate sui ponti sospesi e abbiamo visto l'importanza della squadra, cioè quando una del nostro gruppo aveva paura dell'altezza, gli altri da questa parte la incitavano a venire. Lei si è collegata a chi era davanti a lei e ha passato sto ponte. Beh, lì abbiamo capito l'importanza della squadra, l'abbiamo visto proprio concretamente, perché da sola non l'avrebbe mai fatto. Ecco perché per noi iniziare a spiegare ai ragazzini l'importanza dello sport, della serietà e della squadra è qualcosa che dopo abbiamo visto premia anche da grande. Ecco cioè, poi è anche giusto. Una società di costruzione che fa un team building. Qua ho sentito bene e ho potuto piazzare la battuta precisa, no? Se non doveste farla voi, chi deve farla? Laddove invece appunto forse non abbiamo spiegato molto bene, magari accenniamo soltanto proprio al ruolo della Fondazione Burlo tout court, non necessariamente in queste circostanze. Al di là di queste circostanze che siamo soltanto come partner, come charity, ma il Burlo per esempio, noi abbiamo completato un investimento su un braccio robotico della farmacia. E adesso sembra banale, ma la farmacia del Burlo non aveva le condizioni per poter preparare. La farmacia in una realtà come il Burlo, come anche in realtà importantissima, forse la gente anche non fa... Non è una percezione perché soltanto da un punto di vista degli sprechi, il fatto di avere un macchinario che ti permette di utilizzare materiali nella loro interezza, non soltanto perché a volte per fare una soluzione ne usavi soltanto una piccola quantità e il resto andava per ovvie ragioni di sicurezza veniva abbattuto. Questo qua l'abbiamo completato ed è stato rivoluzionario, anche perché immaginate che a volte ci sono cure che vengono date da bambini di 400-500 grammi, 1 milligrammo può essere letale, per cui si è arrivati con una grandissima partecipazione e poi soprattutto tutto quello che riguarda la preparazione dei medicinali magari per le terapie che vengono fatte a casa, e quello è stato rivoluzionario. Un'altra, la seconda iniziativa che stiamo in fase di attuazione è la Family Room, che sono praticamente un modulo che assieme a Rosso andremo a realizzare. Sono una sorta di 2 mini appartamenti che verranno collocati nel giardino, nella parte più bassa del giardino del Burlo, perché quando ci sono dei periodi di lungodegenza dei bambini malati, la famiglia inizia a vivere all'interno di queste strutture per avere il collegamento diretto e per riabituarsi a un così. E poi l'altro progetto a cui ci dedicheremo, che è proprio il braccio robotico proprio chirurgico delle sale operatorie. Però sono tutti progetti importanti che abbiamo raccolto delle somme veramente non banali, e però devo dire che la voglia di partecipazione sia dal punto di vista della struttura del Burlo, che ci chiama in continuazione a dare una mano da questo punto di vista per le attrezzature, ma anche di quelli a cui bussiamo alla porta, diciamo, c'è sempre molta sensibilità e molta il Burlo è anche voglia. Un nome che per la città significa. Sì, fortunatamente diciamo che è un prodotto che si vende da solo, insomma. Poi il mio presidente è molto bravo, gli ho detto l'altro giorno che riuscirebbe a portare a casa anche dei soldi da un tavolo, perché quando c'è la passione, quando tu parli di qualcosa che vivi quotidianamente in un reparto, lui è un neonatologo, le persone che hai di fronte sentono veramente la tua voglia di fare, per cui se possono dare una mano ti danno una mano volentieri. Io appartengo alla generazione che ancora chiama il Burlo l'ospedaletto, perché una volta così si diceva, però all'anima dell'ospedaletto, cioè una realtà importante, eccetera. Allora, diciamo ancora, poi dopo, come diceva Mike Bongiorno, daremo ancora tutti i ragguagli, ma non dobbiamo dimenticare che tra le cose che organizza Promolance c'è anche la Corsa dei Castelli,
che però sarà un po' più in là, insomma è a ottobre. È il 19 ottobre, una manifestazione, quest'anno arriverà l'ottava edizione, che sta crescendo sempre di più, è una manifestazione che sta sviluppando importanti, diciamo, anche partnership come sviluppo e progettualità a livello nazionale. È una manifestazione che sta crescendo anche come numeri, perché l'anno scorso i partenti erano quasi 4.000 e in più la Corsa dei Castelli ha questo fiore all'occhiello che è l'International Road Race Under 23, sì, che porta a Trieste quest'anno a un numero importantissimo, già in crescita. Secondo me quest'anno nel 2025 avremo quasi 14-15 nazioni. Non più tardi di una settimana fa ha dato conferma anche una nazione che l'anno scorso non era presente, che è la Turchia. Diciamo che è una manifestazione importantissima perché ha delle nazioni partecipanti per quanto riguarda la Corsa dei Castelli e ha delle nazionali partecipanti per quanto riguarda l'International Race. Quando parliamo di nazionali parliamo di una realtà che poi si porta dietro tutto l'indotto legato ai comunicati stampa e al ritorno che ha la nazione che partecipa a Trieste nella nazione appartenente. Okay? Per cui quando noi parliamo di 15 nazioni del vecchio continente che partecipano alla manifestazione, vuol dire che parliamo di una nazione importante. E infatti la dimostrazione di questo è che non più tardi di un mese fa abbiamo firmato il contratto con Rai Sport, cui quest'anno nel 2025 la manifestazione sarà trasmessa anche su Rai Sport. Quindi è il 19 di ottobre. Sì. Allora io mi devo ricordare perché è sempre un caso, ma io ho i turni di domenica sempre quando c'è la Corsa dei Castelli, devo dire la verità. Quindi non puoi correre. Quindi sai già che non posso correre, questa è anche una buona sembrava fatto apposta. Non posso correre. però sai già che il giorno 19 tu lavorerai. So che è evidente che io non Altrimenti posso mi metto correre. de turno. Comunque 19, laddove invece è così, ci abbiamo verso la conclusione, per la Rosso Corri Trieste, per iscrizioni ed altro, come funziona? Allora, intanto come Promoran invito tutti a partecipare, anche perché questa cosa me la sono riservata all'ultimo momento, che è comunicare che il testimonial della Rosso di Sera Famiglia per la Fondazione Bullo Garofalo sarà Gelindo Bordini. Accidenti. Per cui sabato... E questo è un nome che la mia generazione dice parecchio, insomma. Come testimone di fondazione Rosso di Sera Famiglia parteciperà Gelindo Bordini, campione olimpico Seoul 1988, vincitore della maratona di Boston l'anno dopo, che è una delle maratone, tutti sono affezionati a New York, ma secondo me Boston ha un'altra storia, ok? E sarà presente a Trieste, sarà presente alla Rosso Corri Trieste e parteciperà il 17 maggio, sabato, alla Family. Per cui invitiamo tutti a partecipare alla fondazione, alla Rosso Corri Trieste, per dare una mano alla fondazione e per vivere anche questo momento di festa insieme a un campione olimpico. Come ci si iscrive? Molto semplice, basta andare sul sito promoran.it o corritrieste.it. Ma ci si può iscrivere anche... Questo online fino al 13 maggio. Poi sul posto il venerdì presso l'Hotel Savoia dalle 10 alle 19, il sabato dalle 10 alle 14 e poi sempre il sabato, che è il giorno della manifestazione, che è il 17 maggio, dalle 14 alle 17:30 per la Family Run e dalle 14 alle 18 per la gara competitiva. Quindi c'è tempo anche fino a sì, anche fino all'ultimo momento. Fino all'ultimo momento. Allora io ringrazio Michele Gamba, Marco Bono e Paolo Rosso per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie a te. E per la manifestazione ma anche per tutto il resto. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi ci occuperemo invece di geopolitica con il professor Cevolini. Da parte di questa puntata di Trieste in diretta, il professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico e diritto costituzionale all'Università di Udine, è di nuovo con noi, grazie. Era un po' di tempo che non ci vedevamo, per dire la verità, però insomma ne sono successe di cose. Ogni giorno qua anche stamattina. Potremmo però, vederci tutti i giorni perché qua... Però adesso si è risolta la questione tedesca, che ha lasciato un pochettino, chissà perché quando succedono queste cose in Germania si è sempre un po' attenti. Comunque, come si chiama? Merz è stato eletto. Cancelliere, quindi anche se stamattina ci sono stati dei, come si chiamano? Freienschützen credo siano, franchi tiratori, suona meglio in tedesco, è passato, eccetera. Siccome lei mi raccontava che
in genere i tedeschi mettono parecchio tempo per arrivare alla formazione di un governo perché tutto è dettagliato, scritto, eccetera. Qui che cosa potrebbe essere, non dico andato storto, ma cosa potrebbe essersi infiltrato in questa logica? I tedeschi sono tedeschi e quando fanno l'accordo, anche dal notaio mi pare, fanno cose fatte seriamente e quindi, come dire, io non avevo dubbi che andasse in porto. Diciamo, ovviamente questi sono malcontenti, ma teniamo presente che i tedeschi per esempio non si indebitavano, adesso hanno fatto l'indebitamento tra l'altro sfruttando i rapporti parlamentari della precedente legislatura, nonostante ci fossero già stato il voto e quindi anche questo è un po' cioè si stanno meridionalizzando, insomma, si indebitano, fanno questi pasticci, hanno i franchi tiratori, stanno un po' diventando meridionali, ecco, quindi, che tipo di... Piano piano, sono sempre seri. Si individua già che tipo di cancelliere sarà Merz? Merz, allora, il problema principale, vedendo ovviamente da un punto di vista esterno di Merz, è l'alleanza o meno con Alternative für Deutschland. Che quello ma quello sottende anche un altro problema che è ancora più generale, e cioè il rapporto allora, la Germania ha una Costituzione che viene qualificata democrazia protetta, perché c'è il divieto di deriva nazista e di deriva comunista, e quindi come dire, è una democrazia protetta. Da questo punto di vista però è un tema da mettere all'ordine del giorno sul versante della contrapposizione democrazie-oligarchie, e poi questo tema così come è posto, perché un conto è come è posto nella Costituzione, cioè cos'è il nazismo e cos'è il comunismo, lo sappiamo, cioè sono due dittature che hanno esagerato in maniera, esagerato è un eufemismo, sì, la razza, ed esagerato è un eufemismo diciamo, la dittatura del proletariato, che è diventata eterna, e quindi, come dire, quindi sono delle concentrazioni di potere e delle dittature. Però il tema, soprattutto nei confronti dell'estrema destra, qual è il parametro per definire, da un punto di vista politologico, sì, ma anche tecnico-giuridico, qualificare un regime, un partito come fascista? Qui i giuristi sono molto più precisi di tutti i politologi e hanno la cartina tornasole, cose che i politologi non hanno, e meno che meno i giornalisti, e meno che chiedo scusa al dottor Mosazzi, e meno che meno comunque anche chi partecipa come me adesso oggi a una trasmissione televisiva. Ecco. Però da questo punto qui le categorie giuridiche sono negli ambiti seri. Come è chiarissimo nella nostra Costituzione, cioè il divieto di ricostituzione del partito fascista è collegato all'uso della violenza, cioè a un partito che usi la violenza come metodo di azione politica. Cioè divieto sono le SS e le SA, divieto sono i fasci di combattimento, divieto è i servizi d'ordine che non sono servizi d'ordine, ma sono servizi d'ordine che attaccano gli altri partiti e non gli fanno fare le manifestazioni, non gli fanno riunire, eccetera, eccetera. Cioè l'uso della violenza come metodo di azione politica. Quindi è qui su Alternative für Deutschland, a parte politologi seri dicono attenzione, a parte adesso oltre Musk anche Bezos mi pare, o qualcun altro si è messo a difendere l'Alternative für Deutschland, ma qui non è una difesa dell'Alternative für Deutschland, qui è dire che in realtà molto probabilmente, io non sono un politologo ma ho letto dei saggi di politologi su questo, e cioè Alternative für Deutschland è un partito iper liberista che però ovviamente ha come tema principale il problema degli immigrati e quindi la reimmigrazione. Però da questo punto di vista anche partiti di sinistra hanno delle posizioni
come dire, che sono magari più di centro-sinistra Sì, che di che non sinistra, e quindi oggi effettivamente, se si vuole andare, purtroppo, non lo so, o se per fortuna decidetelo voi, dietro all'andazzo dell'elettorato, certo l'immigrazione è vista negativamente, pesantemente negativamente, indipendentemente che ne abbiamo bisogno da un punto di vista dell'economia, eccetera, eccetera. Quindi da un punto di vista dello stretto voto. Quindi è una cosa complessa questa di espellere comunque la possibilità di essere votati l'Alternative für Deutschland, perché probabilmente sarà il primo partito, senza fare il mago Zurlì così, ma sta crescendo, cioè milioni di elettori. E poi tecnicamente non è il parametro, perché se Alternative für Deutschland usa la violenza come metodo di azione politica, ovviamente va sbaragliata, chiunque lo faccia. Ma se ha delle posizioni che propone la reimmigrazione, cioè di restituire gli immigrati, ovviamente sono posizioni che ognuno valuta dal suo punto di vista, però non è che sono incompatibili necessariamente con la Costituzione o così, perché per esempio l'etnia, cioè la razza, ovviamente non si può fare razzismo, il razzismo è inaccettabile anche perché è una cosa scientificamente inesistente. L'etnia è una cosa che esiste, cioè l'etnia è un po' di sangue, un po' di cultura, e quello c'è, purtroppo c'è, o per fortuna non lo so, c'è, quindi su quello bisognerebbe avere, ecco, dei parametri, soprattutto per non stravolgere anche un po' quello che ci resta della democrazia, che non si possono buttare fuori 20-30 milioni di voti, perché senza che ci sia il pericolo che l'uso violento della politica, eccetera, eccetera. In questo forse sono troppo liberale, non lo so, però penso che le costituzioni liberali ci dovrebbero insegnare questo. Allora, parliamo del conclave, che è un argomento, io devo dire la verità, non so lei, però io di conclavi me ne ricordo 3, 1, 2, 3, sì, questo è il quarto, per tutta una serie di ragioni ovviamente, ma un'attenzione così, come dire, spasmodica nei confronti non tanto del conclave in sé, ma quanto di questi poveri cardinali che vengono braccati è inevitabile per certi aspetti, però è comunque inconsueto. Poi sappiamo benissimo anche che non giova mai fare previsioni particolarmente, come dire, non giova mai fare previsioni per quanto riguarda l'elezione di un Papa, perché se effettivamente il nome di Ratzinger circolava sì, abbastanza, però né il nome di Wojtyla né il nome di Bergoglio circolavano appunto nel 78 o nel Toto Papa. Non c'era questa non so nemmeno, voglio dire, che tipo di la domanda potrebbe essere quale papato dovremmo aspettarci, però anche lì non si capisce bene, perché per esempio qualcuno dice forse un cardinale africano, eccetera, però pare che uno dei più probabili... Una canzone di pittura fresca, il Papa Nero. Ma perché anche, come si chiama, il cardinale africano è un iperconservatore per certi aspetti, no? Quindi, non so, è una cosa molto... Allora, io penso che in un mondo dove sta crollando tutto, l'ordine mondiale, gli Stati Uniti, le democrazie, cioè siamo nell'età dell'incertezza, per non dire del disordine mondiale, la Chiesa ancora viene percepita, ed è per questo che vengono tallonati i cardinali, come c'è l'unico... tutta questa attenzione, come ancora un'istituzione millenaria che bene o male una sua dignità ce l'ha da ogni punto di vista. Poi c'è il tema dell'aspetto geopolitico, che è l'unica cosa sulla quale mi posso pronunciare, perché in realtà, prima di tutto, come cattolico, anche dico, ma qualcuno lo sa già chi è il Papa, e l'ha detto anche qualche cardinale, ovviamente è nostro Signore. Sì. Poi di mezzo c'è il tema della Trinità, quindi c'è quella figura che è la relazione tra il Padre e il Figlio, che è lo Spirito Santo che viene invocato, ma anche probabilmente, adesso anche qui teologicamente non lo so, il Padre lo sa già,
lo Spirito Santo, che è un motore che sì. influisce sui cardinali, anche lui penso che lo sappia, però su questo dal punto di vista teologico non ho delle garanzie, però ecco, come dire, su questo anche qui la percezione che forse c'è da quello che si è sentito, perché tutti abbiamo sentito, si sente tutto è quello che forse c'è bisogno di un Papa che sia la sintesi, qualcuno ha detto, tra gli ultimi 3. Io direi anche tra gli ultimi 4, perché anche il sorriso di Giovanni Paolo I, certi aspetti di Giovanni Paolo I anche, come dire, magari non l'idea che pareva percepita un po' che avrebbe anche svenduto tutto il patrimonio che una delle idee che non si sa poi quanto. Perché ecco, poi, e qui veniamo ai 2 temi che ci sono secondo me, cioè questo aspetto progressista, conservatore o moderato. Allora, intanto, tutti o molti dei cardinali che sono andati come progressisti, ma lo stesso, veniamo a quello che abbiamo conosciuto, cioè Papa Francesco. Papa Francesco era conservatore nella dottrina, perché per quanto riguarda il sacerdozio femminile, no. Sì. Per quanto riguarda, c'è stata un'attenzione pastorale, quella che lui ha fatto, cioè nei confronti dei gay, dei transessuali. Ha baciato i piedi di una transessuale nella lavanda dei piedi, ha detto chi sono io per giudicare, ma è un'attenzione pastorale. Dal punto di vista anche qui sempre pastorale, ha fatto un avanzamento per i divorziati, per la comunione dei divorziati, ma questa è un'attenzione pastorale con un percorso col parroco, tendenzialmente non nella stessa parrocchia dove si è, far la comunione, dopo un percorso, eccetera, eccetera. Poi comunque i divorziati hanno diritto, io questo sempre l'ho detto, per esempio a mia madre, io, ma anche altre separazioni che ho fatto come avvocato ai divorzi, ho resistito per ragioni religiose al divorzio, opposizione al divorzio per ragioni religiose, in modo che poi venisse scritto nella sentenza. Perché il divorzio lo concede l'ordinamento italiano, per esempio, se lo chiede il marito, la moglie non vuole concedere, non è come nell'ipotesi da telenovela degli Stati Uniti, hai concesso o non hai concesso il divorzio, no, viene dato addirittura in termini di sospensivo, cioè velocissimo il procedimento, concede di far decorrere già il tempo necessario. Quindi quell'aspetto lì, cioè se uno subisce il divorzio ha diritto lo stesso a fare la comunione. Una moglie, per esempio, che è rimasta sempre al suo posto, che ha subito la richiesta di divorzio del marito, addirittura, come dico io, si oppone per ragioni religiose e che pretende che nella sentenza sia scritto, un domani che va a fare la comunione dice no, ma tu sei divorziata, non puoi fare. Come? Tiro fuori la sentenza e dico no, parroco, guardi che lei, cioè io cosa devo fare? Cioè cosa posso fare? Ecco, quindi, come dire, un'attenzione pastorale, vedete, se andiamo a fondo a tante cose, in realtà Papa Francesco è stato conservatore, ha avuto un'attenzione pastorale, cioè si è avvicinato, ha aperto le porte della Chiesa, con un'attenzione pastorale, cioè per ravvicinare. E poi c'è l'aspetto geopolitico, quindi questo, il conservatorismo nella dottrina di Papa Francesco, che è apparso molto aperto, ma dal punto di vista pastorale, non della dottrina. Sì. Dall'altro lato, per quanto riguarda la geopolitica, questo sì, dobbiamo dire c'è qualche aspetto. Per esempio, la dottrina della guerra giusta, che c'è nel Catechismo della Chiesa Cattolica, il punto 2307, non mi ricordo che punto è, che sono aspetti poi molto seri e tecnici, cioè che la guerra si può fare, però con dei limiti, che non sia ovviamente per difendersi, che non sia più grave difendersi che l'attacco subito, cioè che si facciano più danni. Per certi versi bisogna avere anche qualche speranza di vincere, perché se poi si massacra tutto il popolo per resistere, è forse il danno più grave
resistere che arrendersi per certi versi. Questa è la dottrina della guerra, non è della guerra giusta, non è il termine giusto, ma insomma che c'è ancora nel catechismo della Chiesa Cattolica. Papa Francesco invece ha detto no alla guerra in modo assoluto, pace assoluta. Pace assoluta. Quello forse è una novità molto importante. Proprio dal punto di vista geopolitico, poi è ovviamente il multilateralismo, non multiculturale, ma il multilateralismo, quindi, e infatti ha cambiato la geografia dei cardinali. E di ecco, quell'aspetto lì è... E poi, forse potremmo spingerci anche più avanti, è l'esatto contrario anche dell'idea di economia, di ordine mondiale, multilateralismo, ma anche di economia rispetto a Trump. Sì. Perché cos'è, cioè, quelle idee che stanno venendo fuori da Trump, che sono idee di dominio dell'economia in maniera non più, e anche di dominio in generale proprio del potere, non più con il soft power e non più con delle forme paracollaborative, eccetera, eccetera, dove ci guadagnano tutti o ci guadagna un po' tutti, eccetera, eccetera, ma dove praticamente io sono io e voi niente. Il Marchese del Grillo. Ecco, il Marchese del Grillo e io ho detto le regole, tu non hai le carte, tutte queste cose qui che sono emerse in maniera molto evidente. Al punto, e qui faccio una domanda al dottor Bosazzi sul cinema, addirittura di introdurre i dazi per i film stranieri. Oltre a Alcatraz e quindi Clint Eastwood, vabbè, riaprire che Alcatraz. Io ho detto, stamattina sentivo questa cosa, ho detto, semplicemente se Hollywood vuole proteggersi, faccia film migliori. Bollywood? No, ma faccia film migliori di quelli che sta facendo. Ma c'è un vero, perché comunque ancora l'industria cinematografica americana produce ancora dei grandi attori mega galattici, proprio perché, non perché però sono più bravi gli americani. Fa brutti film. Questo è un altro, qui il problema è quello. Ma c'è la concorrenza di Bollywood, c'è la concorrenza di chi? Di chi c'è la concorrenza? Secondo me non... Del cinema europeo. Chiedo scusa, ma cinema europeo credo che... Adesso una delle ragioni è semplicemente che non c'è più coraggio il cinema... ma mancano i registi forse, perché gli attori buoni credo che manchino gli sceneggiatori, come da noi. Manca chi scrive. Negli anni 70 è stato l'ultimo decennio dove si riusciva ad avere delle storie di grande impegno anche politico, che però riuscivano a diventare dei film di grande impegno spettacolare. Sidney Pollack è uno dei miei riferimenti in questo senso. Manca quel tipo di... non si può appunto come dire, toccare determinati argomenti eccetera, adesso stanno pagando le conseguenze, quindi inutile protezione, facciano migliori film. C'è anche tutta una cosa su Billy Wilder in tal senso che non citerò perché è troppo lunga. No, volevo soltanto sul Papa rapidamente, potrebbe anche essere una questione di età. Ma è stata posta subito con Pizzaballa, per Wojtyla è stato eletto Papa a 57 anni. Penso che non lo faranno più. Dice che... La prudenza su questo penso che non lo faranno più. Però anche qui non voglio dire, perché non voglio fare previsioni, perché sono cattolico e domani c'è alle 10, mi pare, la messa, 10:15, quando è la messa per invocare lo Spirito Santo, tutto il procedimento, poi si invoca lo Spirito Santo, si entra invocando lo Spirito Santo e quindi, vedremo, affidiamoci allo Spirito Santo. Facciamo così, professore, siccome dobbiamo chiudere ad una certa ora, diamo intanto gli appuntamenti di Istoria e Limes e poi dopo eventualmente allora chiudiamo. Abbiamo due cose fra poco, proprio giovedì 8 maggio alle ore 11 all'Università a Palazzo Toppo Wasserman in via Gemona 92 c'è la discussione sulla geopolitica dell'intelligenza artificiale con Alessandro Aresu e con 4 discussant 3 del mio dipartimento, io, ma la professoressa Candelmo di diritto internazionale e il professor Gabriele De Anna di filosofia del diritto, oltre al professor Gianluca Gardini di storia delle relazioni internazionali, anche cattedra Jean Monnet.
e questo quindi è una importantissima discussione con un membro del comitato scientifico di Limes. E poi alle 16:30 alla Fondazione Friuli con Vicino Lontano, nell'ambito dell'apertura del Festival Vicino Lontano, alle 16:30 ci sarà Lucio Caracciolo e anche qui Alessandro Resu, il sottoscritto però nella veste di moderatore, per presentare il nuovo numero di Limes, Cosmo Oceano, all'attacco di Cosmo Oceano, e lo presentiamo in anteprima mondiale, come piace dire a Lucio Caracciolo, però è un grande cambiamento, cioè l'atmosfera non è più un luogo, e la ultra-atmosfera, quindi il cosmo, non è più un luogo di gara sportiva, sì, chi arriva prima sulla Luna, su Marte, ma ormai serve al controllo della Terra e sarà lo scenario o uno dei possibili scenari delle guerre. Abbiamo 3 minuti e mezzo. Trump, dove va? Allora, cosa combina? Trump, nelle sintesi, non è la fata turchina, l'abbiamo visto, avevamo delle speranze per la pace, ha iniziato a dire adesso che devono parlarsi, sì, si odiano troppo, ha scoperto che si odiano troppo, devono parlarsi, e invece, ecco no, sull'altro versante ha proposto, cioè Gaza, Israele ha proposto una cosa aberrante, che è però la stessa di Netanyahu, perché a febbraio Trump ha detto facciamo un resort a Gaza, sì, che voleva dire però deportiamo i palestinesi, però adesso Netanyahu... I carri di Gedeone si chiama il piano di Netanyahu. E adesso Netanyahu sta dicendo quasi tutta Gaza sgombrata, che però risponde al tema che poi era anche di Biden, cioè che comunque Israele ha diritto di difendersi. Cosa vuol dire Israele ha diritto di difendersi? Che Israele ha diritto di difendersi da Hamas, persino l'autorità nazionale palestinese ha detto, Abu Mazen ha detto cani di Hamas, così non l'avevo mai sentito dire, nemmeno quando hanno defenestrato membri, nel 2007 mi pare, membri dell'autorità nazionale palestinese sono stati defenestrati e Abu Mazen è stato zitto, defenestrati da Hamas. Sì. E quindi, come dire, però si sta raggiungendo l'obiettivo di rendere Hamas imbelle, e come si fa? Cioè già rasa al suolo Gaza e adesso si devono pulire i tunnel, non lo so io. Quindi cioè, cose strazianti, con deportazione... Cioè, però è la stessa, Trump e Netanyahu sono perfettamente d'accordo. Professore, ci fermiamo qui, mi fanno segnale che dobbiamo chiudere, grazie per essere stato con noi, ci vediamo tra un mesetto circa come sempre. Se no rischiamo di sforare perché abbiamo troppe cose da dirci. E vediamo anche poi il prossimo mese, dovremmo avere anche il nuovo Papa, credo, insomma, se no sarebbe veramente una roba storica. Grazie, buon lavoro professore, noi ci vediamo domani alle 17:55.